Allora, buongiorno a tutti ed è con grande piacere che vi do il benvenuto qui a Palazzo Ferrofini, nella nostra splendida sede della Regione Veneto, per presentare la 47esima edizione della manifestazione Riviera Fiorita, già iniziata ieri ma che si concluderà con una bellissima giornata domenica 14 settembre. È una manifestazione storica perché da quasi mezzo secolo anima le rive del nostro naviglio Brenta, unisce la cultura, la bellezza del nostro paesaggio e le tradizioni che navigano e che si affacciano lungo le sponde del Naviglio. E quest'anno è stata data anche una visibilità ulteriore per quanto riguarda il turismo, quindi sarà ricca di eventi e di manifestazioni collaterali che colgo tutti a venire e a seguire. Tra gli eventi più attesi segnalo il grande corteo storico che ci sarà domenica 14 settembre. Ci saranno un numero significativo di imbarcazioni tradizionali con i figuranti degli abiti del Settecento che partiranno dalle rive di Stra e percorreranno il Naviglio Brenta fino a Mira. Ci sarà una rievocazione storica dove verrà rievocato l'incontro che c'è stato nel 1574 tra Enrico III di Francia e il Doge di Venezia. La Riviera Fiorita, per noi della Riviera del Brenta, è una vera e propria festa della nostra comunità ed è anche identitaria perché abbraccia tutti i comuni della Riviera del Brenta, tutte le associazioni e tutti gli enti collaterali che ci lavorano da sempre. È un momento per noi di grande visibilità perché dà valorizzazione per far conoscere le ville venete che si affacciano lungo il Naviglio e tutti i piccoli borghi e anche tutte le nostre tradizioni che da sempre si intrecciano con la storia del Naviglio, che è il fiume storico che collega la laguna di Venezia alla Riviera del Brenta. Quest'anno è un'edizione particolare perché l'organizzatore di questo evento è la Pro Loco di Mira. Ed è organizzata da giovedì, da ieri, da mercoledì fino a domenica 14. È un'organizzazione, è un momento in cui tutti i comuni in questo evento sono uniti cosa dire, è un momento in cui ci saranno cittadini e anche turisti che coglieranno l'occasione per venire a conoscere il nostro territorio e quindi è un momento di grande visibilità. E adesso darò l'ok per lanciare un piccolo video in cui abbiamo la possibilità di conoscere alcune scene delle edizioni precedenti e quindi vi do questo piccolo sketch che faccio partire. Grazie.
Ecco, quindi avete visto come per noi insomma sarà sicuramente un momento di grande festa. La Regione Veneto sostiene da sempre queste grandissime manifestazioni, questi eventi, e anche le promuove, per cui siamo veramente orgogliosi di sostenere anche con il contributo che viene dato dal FUNT per dare maggiore visibilità e aiuto a manifestazioni così grandi. Adesso colgo l'occasione per invitare qui sul palco il consigliere delegato al turismo Michele Campalto, che vi deluciderà nella manifestazione nel dettaglio. Prego Michele. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui ospiti del Consiglio regionale Veneto e grazie dell'invito alla consigliera Vianello che ci ha voluto qua per presentare Riviera Fiorita 2025. Porto i saluti naturalmente di tutti i sindaci della Riviera del Brenta, del Presidente della Conferenza dei Sindaci, il Sindaco Marco Dori, e per noi Riviera Fiorita rappresenta l'evento di eccellenza per la Riviera del Brenta che unisce vari territori e che porta a avere un corteo storico di barche che saranno sicuramente più di una cinquantina. E quest'anno abbiamo riportato a casa alcune barche del Comune Venezia, che abbiamo ristretto il legame con il Comune di Venezia e che ringrazio il consigliere delegato alle tutele e tradizioni Giovanni Giusto, dove ci verrà consegnate 9 caorline e una bissona di rappresentanza del Comune di Venezia. Naturalmente ringrazio anche tutte le società remiere che ogni anno per 2 o 3 giorni sono a nostra disposizione, perché portano su le barche a Stra, fanno il corteo e poi le riportano a Venezia, perciò è un lungo lavoro che impegna moltissime persone. La Riviera Fiorita quest'anno ha voluto un po' dare spazio proprio alle attività nei vari comuni e ha coinvolto appunto tutte le pro loco del territorio, offrendo un aperitivo, diciamo un caffè con dei biscottini a Stra, la colazione sul Naviglio a Fiesso, ad Olo ci sarà un raduno di auto d'epoca proprio dove arrivano tutti i figuranti, ci sarà la passeggiata con tutti i figuranti, per poi arrivare a Mira dove verrà allestito il pranzo con rematori e figuranti, che da quest'anno è aperto anche alla cittadinanza, ai turisti, e per poi proseguire verso Oriago e Malcontenta, arrivare con il bicchiere alla staffa e il saluto di tutte le autorità a Malcontenta verso le 17. A Mira si è voluto un po' tornare indietro col tempo e riportare il turista, i cittadini a essere presenti lungo le rive, e in Parco Valmarana si è voluto creare questa situazione con dei gonfiabili, con dei track, dove verrà regalata una copertina marchiata Riviera Fiorita e che il cittadino può sedersi e fare il picnic lungo l'argine e così vedersi anche tutte le barche che passano. Questa è un po' la sintesi generale di domenica 14. Naturalmente poi i miei colleghi daranno altre delucidazioni sugli eventi collaterali e intanto ringrazio di nuovo la consigliera Vianello e vi aspetto tutti domenica a Riviera Fiorita. Grazie. Grazie Michele. Adesso io inviterei qui anche la Presidente della Pro Loco di Mira, Ornella Capovilla. Buongiorno a tutti, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti alla nostra consigliera. È un onore per me essere qui oggi e rappresentare la Pro Loco di Mira Riviera del Brenta per l'organizzazione di questo evento. Evento che soddisfatti Michele ci ha proposto di organizzare. E grande soddisfazione con varie Pro Loco, vari comuni della zona, molto disponibili. Ci hanno fatto sì che avremo molti eventi collaterali, mostre,
la corsa con le bici, di tutto di più. Noi vi aspettiamo numerosi e speriamo tutto per il meglio. Grazie, speriamo anche nel tempo, perché insomma quello non si comanda, ma visto, sicuramente bello, bravissimo. Bello. È bellissimo, sarà sicuramente bellissimo. Esatto. Quindi ti ringrazio, Grazie a Ornella. E poi volevo invitare qui sul palco anche diciamo la voce storica dello staff che ormai conosce da tantissimo tempo, Michela Guggia, che ci darà insomma ulteriori informazioni preziose su questa manifestazione che è arrivata alla 47esima edizione. Prego Michela. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, io oramai sono 21 anni che organizzo Riviera Fiorita, quindi con Michele Campalto in realtà abbiamo cominciato un po' insieme a muovere i passi all'interno di questa manifestazione. Una manifestazione che è nata come un corteo acqueo e un corteo storico, quindi con figuranti e barche delle società remiere. All'epoca erano presenti ancora le barche della regata storica, che poi per vari motivi, per fragilità di questi legni e per le dovute cure di restauro, insomma non si muovono più molto facilmente o spesso dalla laguna. Abbiamo cominciato ed era più che altro una manifestazione tributo alla voga alla veneta e alla presenza di questi figuranti che riportavano in vita quello che era i fasti della villeggiatura dei nobili del Settecento. Negli anni, in questi 21 anni, insomma, ci siamo dati vari step e vari momenti di confronto anche con il territorio, fino a far crescere la manifestazione come un vero e proprio evento turistico, di attrazione turistica alla scoperta del nostro territorio, di quelle che sono non solo le tradizioni culturali, ma anche di tutto quel parterre di vivacità associativa e organizzativa che la Riviera del Brenta insomma ha come vanto. E quindi questi 4 giorni di percorso all'interno dei nostri comuni, dei nostri borghi, delle nostre realtà sono 4 giorni centrati su tutto quello che la Riviera del Brenta ha da offrire, dall'enogastronomia ai percorsi ciclabili, alle visite guidate, alle ville, alle passeggiate narrate, che sono occasioni proprio anche per i residenti di andare a scoprire parte di quelle cose che vediamo tutti i giorni, ma che nella frenesia o comunque magari nella superficialità del devo andare a lavorare oppure non ho tempo, magari ci sfuggono e non apprezziamo fino in fondo. Quindi è un collage che mette insieme un po' tutto quello che ha da offrire la Riviera del Brenta, sperando insomma che anche se si propone a fine stagione possa essere comunque un modo per invitare i nostri visitatori, turisti, foresti a ritornare per un weekend anche nella bella stagione, con la primavera e quando la natura accoglie in maniera insomma più ricca e colorata. Io penso di aver detto abbastanza e forse anche tutto. Okay. Grazie Michela. Michela da sempre, bisogna dire insomma che fa parte dello staff anche Michele Vecchiato, che è qui tra noi, Paolo Vecchiato, che è qui tra noi, e quindi ringrazio anche lui perché anche lui insomma è storico e segue da sempre questa manifestazione. Sì, scusami, mi permetto Prego, di interrompere. prego. Sì, in realtà magari le persone che hanno parlato qua oggi sono i rappresentanti, però è veramente un lavoro di territorio dove amministrazioni, forze dell'ordine, Proloco, associazioni varie, tutte contribuiscono in maniera molto attiva e convinta a questo progetto. Certo, Saluto. sicuramente. Hai perfettamente ragione, è un lavoro di squadra del territorio a 360 gradi e quindi io invito tutti a partecipare numerosi domenica a questo bellissimo evento e niente, vi ringrazio e niente, Forza Riviera Fiorita e avanti tutta, speriamo nel tempo che sicuramente sarà bellissimo. Grazie a tutti.